Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Muro Mattia, sono un ragazzo nato, cresciuto e che ha voluto mettere le proprie radici qua a Oristano. Vivo fin da sempre con una storia che tutti quanti ci raccontano qua in città, ossia che a Oristano non c'è niente. Diciamo che è un po' una favola, che sono qua per spaccare il ghiaccio, anche a dover un po', come dire, distogliere da questa realtà, perché ci sono tante dimostrazioni che ci diranno il contrario. Però bisogna prima di tutto comprendere quella che è questa dura citazione che la mia generazione, le generazioni passate e sicuramente anche le generazioni in futuro purtroppo nasceranno sotto questo aspetto dove a Oristano non c'è niente. A Oristano chiaramente è semplicemente una semplificazione, perché il luogo comune prevede anche che in Sardegna non ci sia niente. Niente da fare, nessuna iniziativa utile, nessuno sviluppo che si può fare. Quando in verità vedremo poi con questo piccolo racconto di come funziona Oristano, di come può funzionare il tutto, che è solamente una favola da dover smentire. Il tutto nasce con una condizione di vuoto. E la condizione che tutti quanti sentono è che è in qualche modo un sentimento che fa crescere e aumentare e credere veramente in questa favola, ossia che c'è qualcosa che non c'è, manca. Questo vuoto si sente, questo vuoto lo sente le generazioni più giovani, nelle cose da fare, nelle attività che si possono svolgere, ed è un po' un racconto che porta a una realtà molto molto complessa, anche poco vantaggiosa per quella che è la città e per quella che è la regione Sardegna. I ragazzi pensano che la cosa migliore davanti a questo vuoto sia scappare, pensare che la cosa più corretta sia evadere da questa realtà che non ha una soluzione effettiva per i ragazzi e per tutta la popolazione che ne fa parte. È un sentimento che addirittura rischia di essere come un virus, perché se non pensi questo e se non credi fermamente che a Oristano non c'è niente, sei così tanto controcorrente che non sei credibile. I ragazzi infatti sono tutti convinti che Oristano è una città vuota, una città in cui mancano le opportunità, una città in cui il fatto che non c'è niente da fare porti totalmente a un blocco continuo della personalità anche delle persone. Nella realtà dei fatti però questo vuoto di cui ora parliamo è una mancanza che per certi versi deve subire un aspetto di consapevolezza. Quando questo vuoto diventa mancanza vuol dire che la gente inizia a notare che si può fare qualcosa per colmare questo vuoto, ma non è semplice. Anche perché la soluzione migliore, come abbiamo detto, purtroppo è intanto credere a questa favola e poi scappare. Questa mancanza però sicuramente ha una capacità per poter essere colmata. La consapevolezza di questo aspetto fa sì che alcune persone almeno capiscano le opportunità che ci possono essere. Il fatto che in una città piccola come Oristano si senta il vuoto e si senta questa mancanza porta purtroppo anche le varie generazioni a modificarsi nel tempo. C'è una accettazione del fatto che manca una valvola di sfogo, un'attività comune che poi possa portare nella realtà dei fatti a un'attività sociale vera e propria. È un aspetto da non sottovalutare perché forse è il più grave di tutti quanti. Il fatto che c'è il sentimento reale che esista un vuoto e che esista una mancanza e che non esista una soluzione fa sì automaticamente che le generazioni man mano a venire siano sempre meno convinte e sempre meno propositive nell'avere un'attività sociale. Questo per forza di cose porta a un distaccamento anche a livello psicologico di tutte quelle connessioni tra persone che dobbiamo continuare ad avere e che sono fondamentali per poter colmare questo vuoto. C'è però una possibilità chiara, perché questa mancanza, proprio grazie a questa consapevolezza che deve crescere e aumentare, si può trasformare in opportunità. Le opportunità in verità sono tantissime.
perché sta proprio là il concetto di vuoto. Se io sono capace di comprendere perché quel vuoto esiste, perché non è stato ancora colmato quel vuoto in una certa maniera, e ho il pieno interesse per mie questioni personali e anche per questioni molto più larghe, più sociali, più positive per la comunità, è là che parte un meccanismo nel cervello, ossia cosa posso fare per colmare questo vuoto? E questa è la cosa assurda, perché si pensa sempre che la Sardegna e che Oristano sia una realtà poco propositiva anche a livello economico, poco attiva. Ma questa mancanza e questo vuoto è la vera chiave, dove le persone teoricamente dovrebbero creare intraprendenza per poterlo colmare e automaticamente portare valore alla città e alla regione. Questo aspetto purtroppo però non è semplice da poter indottrinare nella testa delle persone e soprattutto dei ragazzi. I ragazzi crescono sempre più con questa convinzione del fatto che questa opportunità in verità non esista e attuano automaticamente una scelta, il professionalizzarsi al di fuori della regione Sardegna. Questa cosa per certi versi può fare male. D'altra parte ha anche dei risvolti positivi. Ben venga il fatto che dei giovani vadano a professionalizzarsi fuori. Non è un caso però che tutti i giovani o la maggior parte dei giovani che vanno fuori hanno un estremo bisogno di tornare qua. È là che probabilmente manca quella comprensione. Tutte le capacità che io sono riuscito a ottenere e a rendermi valido a livello professionale, qui, che c'è un vuoto enorme da colmare, lo posso colmare con tutte le opportunità che posso vedere. È un aspetto che, come detto prima, deve essere in qualche modo indottrinato nella migliore delle ipotesi fin dall'adolescenza e anche preadolescenza, perché è proprio quella l'età in cui si sviluppa questo pieno concetto di astensionismo e disinnamoramento della propria città. Nella realtà dei fatti io non penso che sia Oristano il problema, penso che sia più che altro un pensiero psicologico che molte persone adattano quando la realtà la vedono piccola, non la vedono adeguata attualmente alla loro condizione. Ma basta semplicemente parlare e comunicare probabilmente per trovare una soluzione positiva. Chiaro anche è vero che l'intraprendenza non è semplicissima da insegnare, ma quello che manca ed è da creare, e un evento come questo lo fa, è proprio quest'unione di menti, unione di cervelli. Fare in modo che si crei una rete tra le persone che hanno un interesse, una propensione a creare e a colmare quel vuoto, fa sì che automaticamente queste opportunità si possano veramente creare. La cosa poi positiva da questa opportunità è creare azione. L'azione è però quel passaggio estremamente complesso, perché tutti sono bravi in qualche modo a dire quello che non va bene, dire quello che manca, a lamentarsi. Chiaro che però chi fa sono sempre pochi, è sempre persone che hanno in qualche modo accettato di mettersi in gioco a tal punto da rischiare tanto, anche quando sembra poco. Anche il metterci la faccia, il rischiare la propria identità nell'esporsi in una maniera simile, non è da poco. Ed è un altro di quegli aspetti che non possiamo nemmeno pensare che possa venire insegnato nelle scuole. Ci deve essere un'abitudine automatica e un poter continuare a coinvolgere le persone nell'intraprendenza nel fare le cose. Non tutti fanno azione e probabilmente chi la fa sono quei pochi fortunati che hanno capito prima degli altri le cose. Ben venga che ci siano persone che creano azione, ma è fondamentale che da questa azione ci sia poi una condivisione di quello che viene fatto. Porto la mia storia. Io ho avuto l'indole quasi naturale di impegnarmi in attività sociali per la mia generazione. Ho avuto anche la fortuna di avere persone al mio fianco che, come me, si sono trovate, diciamo, annoiate. La cosa positiva però della noia è che spesso è l'anticamera della creatività e ciò porta automaticamente a poter creare valore nelle cose. Ho avuto la fortuna di avere questa cerchia di persone che si è unita e che ha capito quello che può essere il piacere e anche il dovere assieme. Quindi poter creare veramente un qualcosa che non c'è, ma facendolo con passione e con amore. Abbiamo creato un evento sportivo che nel corso degli anni è diventato
estremamente importante per tutta la regione e nella sua nicchia sport anche a livello nazionale, ma il tutto è nato perché sapevamo che semplicemente non c'era granché da fare per la nostra generazione. Non è nato con un obiettivo alto di raggiungimento, ma è nato semplicemente come un intrattenimento e un passatempo, cosa che spesso le generazioni attuali, anche su una semplicità come crearsi un intrattenimento, non riescono più a farlo e si aspettano che qualcun altro lo faccia per loro. Io sono stato un po' vittima di questo aspetto della mia città. Sono stato la persona di riferimento per poter creare un qualcosa per gli altri, senza che nella realtà nessuno poi la creasse per me. Purtroppo non sono mai stato un fruitore reale delle attività dei giovani, ma sono stato un creatore. Questo aspetto, come fruitore, chiaramente mi dispiace non esserlo mai stato, ma mi crea un enorme senso di dovere, di condivisione di quello che ho fatto. Infatti ringrazio anche semplicemente la mia presenza qui, ringrazio Anse per avermi coinvolto e per avermi in qualche modo permesso anche di iniziare con un argomento simile, perché si lega molto anche a quello che fate voi, e forse è un concetto proprio principale. Dopo tutto quello che viene fatto, mandato a termine e portato avanti nel corso degli anni, è fondamentale non essere le uniche persone a sapere che facciamo. Noi dobbiamo condividere quello che facciamo, ma condividere le nostre competenze su come lo facciamo. Perché la cosa migliore, non solo per noi, perché non dobbiamo più essere egoisti a quel punto, ma è ampliare le nostre conoscenze a livello creativo, organizzativo, semplicemente anche produttivo, per fare in modo che questa condivisione esista e che certe persone capiscano che questo luogo comune in verità non esiste, perché siamo i primi a doverlo sfaldare totalmente, con anche le nuove generazioni, le nuove persone che non ci hanno mai creduto in questo aspetto. L'intraprendenza magari non si può insegnare? Secondo me sì. C'è chi ci nasce, ma con i giusti mezzi e con la giusta anche brillantezza nella comunicazione che bisogna assolutamente avere, un luogo comune del genere viene distrutto. Io vi ringrazio, perché mi aspetto che ci sia un enorme interesse nel comprendere che anche un evento come quello di oggi, ma anche tutte le attività che vengono fatte in una piccola città e in una grande regione importante come la Sardegna, non valgono poco. Anche una minima iniziativa ha un senso, perché è un'azione. L'importante è condividere quell'azione e far capire il valore che ha avuto quell'azione anche solamente nell'intraprendenza di farla. Grazie mille.